l'Università degli Studi di Cagliari si presenta al nuovo anno accademico con un'offerta formativa che coniuga la tradizione di una storia secolare con le più moderne tecnologie della ricerca scientifica. Nelle 6 facoltà in cui si articola il coordinamento della formazione riferita a macro aree di affinità disciplinare e scientifica, si possono studiare la medicina e le discipline sanitarie, l'architettura e l'ingegneria, le materie umanistiche classiche e quelle della comunicazione, le lingue e lo spettacolo, i beni culturali. Il diritto e l'economia, come anche le scienze sociali e dell'informatica, la chimica, la biologia, le scienze della terra e del farmaco, la matematica e la fisica. Sono 78 i corsi di laurea di base e magistrale che offrono opportunità di formarsi nei più disparati ambiti delle attuali professioni, con la possibilità di approfondire attraverso scuole di dottorato, master e corsi di specializzazione per essere all'altezza delle esigenze di una società sempre più complessa e internazionale. La facoltà di medicina offre la possibilità di studiare per diventare medici e odontoiatri o infermieri ostetrici, ma anche fisioterapisti, logopedisti, tecnici di radiologia e radioterapia e igienisti dentali, tutte professioni per le quali è richiesta una formazione di tipo universitario. Ancora, la facoltà di medicina cura la formazione nelle scienze delle attività motorie e sportive e nella riabilitazione psichiatrica. Ricca e articolata la proposta formativa della Facoltà di Biologia e Farmacia. Qui ai più tradizionali corsi di studio in biologia, farmacia e scienze naturali si affiancano quelli di tossicologia, di biotecnologie industriali, di bioecologia marina, di scienze e tecnologie per l'ambiente, come anche di scienze degli alimenti e della nutrizione, di biologia cellulare e molecolare e di neuropsicobiologia. L'offerta formativa della Facoltà di Ingegneria e Architettura è variegata, come la denominazione stessa lascia intuire. I corsi di laurea di impostazione ingegneristica classica come ingegneria civile, ingegneria meccanica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrica si affiancano a ingegneria per l'ambiente e il territorio, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria chimica ed ingegneria biomedica, come anche ingegneria elettrica, elettronica e informatica, erogato in modalità convenzionale o in teledidattica, accanto ai corsi di architettura triennali e magistrali. La Facoltà di Scienze coordina corsi di laurea di grande tradizione, quali chimica, fisica, informatica, scienze geologiche e matematica. La Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, invece, forma per professioni forensi e amministrative e di gestione aziendale, con i corsi di studio in scienze dei servizi giuridici e giurisprudenza, scienze economiche e scienze dell'amministrazione, economia manageriale, economia e finanze, economia e gestione dei servizi turistici, scienze politiche, relazioni internazionali, oltre che economia e gestione aziendale e amministrazione e organizzazione, erogati in modalità convenzionale o in teledidattica. Di prossima attivazione un nuovo indirizzo internazionale in economia e gestione aziendale, condotto in collaborazione con l'Università tedesca di Bielefeld. Rilascerà il doppio titolo accademico. Chi invece vuole crescere e specializzarsi con la cultura umanistica
può frequentare uno dei numerosi corsi proposti dalla Facoltà di Studi Umanistici, nei campus di Sa Duchessa e Aresu e nella splendida sede della Cittadella dei Musei. L'offerta spazia dagli storici corsi in lettere, filosofia, scienze della formazione primaria, psicologia, lingue e letterature moderne, scienze dell'educazione e della formazione, ai più recenti beni culturali e spettacolo, proposto anche in modalità teledidattica, lingue e comunicazione, storia e società, traduzione specialistica dei testi, lingue e culture per la mediazione linguistica, archeologia e storia dell'arte, scienze pedagogiche e dei servizi educativi, per giungere al nuovo, fortemente tecnologico in scienze della comunicazione, proposto esclusivamente in modalità e-learning. Come accennato, accanto al corso e-learning in scienze della comunicazione, l'Ateneo eroga anche dei corsi di studio in modalità tradizionale e blended, cioè mista sia online che in presenza. Economia e gestione aziendale, amministrazione e organizzazione, beni culturali e spettacolo e ingegneria elettrica, elettronica e informatica. Occasioni formative rivolte principalmente a chi vuole frequentare le lezioni ma per le esigenze più disparate, magari professionali, non può essere presente nelle aule dell'Ateneo. L'Università degli Studi di Cagliari è fortemente presente nel territorio anche con le sedi decentrate. A Nuoro è attivato il corso di laurea in infermieristica, a Oristano il curriculum di economia e gestione dei servizi turistici e il corso di laurea in biotecnologie industriali. Iscriversi all'Università di Cagliari significa poter studiare in moderne e accoglienti biblioteche, con circa 2000 posti di lettura distribuiti nei 12 punti di servizio e un patrimonio librario di circa 1 milione di volumi, antichi e moderni, a cui si aggiungono oltre 30.000 titoli di periodici e più di 70 banche dati attinenti a tutti gli ambiti disciplinari. Ma significa anche poter essere sempre connessi col vasto mondo, virtualmente tramite la rete wireless disponibile in tutti gli spazi dell'Ateneo e concretamente per mezzo dei programmi Erasmus Plus e Globus, sottoscritti con tante università straniere, che permettono, grazie a numerose borse di mobilità, scambi internazionali e occasioni formative di altissimo livello all'estero per studio, tirocinio e preparazione della tesi. Proprio per permettere una formazione adeguata a un contesto formativo e professionale internazionale, l'Ateneo mette a disposizione di tutti gli studenti un centro per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere. Il Centro Linguistico di Ateneo organizza corsi di lingua finalizzati al miglioramento del livello e delle competenze e al conseguimento delle certificazioni internazionali. Ai laboratori del Centro Linguistico si aggiungono quelli numerosi dislocati nei vari poli. In tutte le sedi, infatti, sono presenti aule informatiche e laboratori all'avanguardia, dove poter sperimentare e osservare quanto studiato durante le lezioni. L'Università di Cagliari è molto attenta alla persona e offre servizi e facilitazioni che permettono a tutti un accesso alla formazione senza ostacoli. Per tutti gli studenti, la gestione amministrativa della carriera è gestibile prevalentemente tramite i canali online. Per gli studenti con disabilità sono previste attività di tutoraggio specializzato, trasporto e prendi appunti. Per le studentesse neomamme, le stanze rosa e la tessera baby semplificano la partecipazione alla vita universitaria. Per i grandi atleti sono previsti percorsi agevolati che consentono di armonizzare studio e agonismo. Per gli studenti delle superiori che devono ancora scegliere il percorso universitario, l'Ateneo eroga servizi di orientamento e di riallineamento delle competenze. Organizza inoltre attività di orientamento e supporto didattico agli studenti iscritti ai propri corsi di studio. Frequentare l'Università degli Studi di Cagliari è un modo di investire sul proprio futuro. E se gli studenti sono davvero bravi e concludono il percorso di studi in regola con merito, l'Università di Cagliari ha previsto il riconoscimento per il miglior laureato dell'Ateneo. Ogni anno dalle 6 facoltà vengono selezionati 2 studenti, a cui viene attribuito un premio di 1.000 euro.
L'Università degli Studi di Cagliari, perfettamente integrata nella città, è un centro di alta formazione al servizio della collettività, un ponte fra la ricerca scientifica e i bisogni di un territorio costantemente in crescita. Dal 17 luglio al 28 agosto puoi fare le iscrizioni ai corsi dell'Ateneo. Vai al sito www.unica.it e segui le istruzioni.